Armato di coltello in preda ai fumi dell'alcol, minaccia una signora e sua figlia piccola in via Fratelli Bandiera. La telefonata alla polizia è arrivata all'ora di cena e segnalava la situazione critica all'altezza della fermata del bus vicino al distributore della Tamoil. Gli agenti sul posto non hanno trovato le due vittime scappate per la paura, ma poco distante hanno trovato l'aggressore. È stato denunciato per porto d'armi o oggetti atti a offendere. L'alcol sicuramente ha giocato un ruolo determinante in questa vicenda. Un 27enne ha scatenato il finimondo la scorsa notte in campo Santa Margherita. Ha prima importunato i clienti di un bar, poi spostandosi all'esterno ha preso a calci e pugni alcuni passanti. Non contento alla vista della polizia, chiamata dal titolare del bar, si è scagliato contro gli agenti. Si è reso necessario anche l'intervento del 118 per calmarlo. È stato denunciato. Sono entrati più o meno all'orario di chiusura con il volto travisato e la pistola a mettere subito in chiaro che quella era una rapina. Assalto armato verso le 19 di giovedì in via Calvecchia a San Donà di Piave. I banditi hanno messo nel loro mirino la tabaccheria Colosso di via Calvecchia sulla statale 14. Sono scappati con poche centinaia di euro. L'auto usata per il colpo è stata trovata dai carabinieri che stanno indagando sugli autori del gesto. Due vasi opere d'arte di proprietà di Marisa Laurito sono stati rubati dall'Hotel Monaco dove erano temporaneamente esposti. Le due opere d'arte, una di vetro realizzata da Adriano Berengo a Murano e una in silicone fatta dalla Showgirl, facevano parte fino a pochi giorni fa della mostra Corpi Estranei allestita alla Berengo Collection di San Marco. In attesa di riportarli a casa, la Laurito aveva ottenuto la possibilità di esporli in una teca dell'hotel. Da lì sono spariti, hanno un valore complessivo di 4.400 euro.